Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, pole position a Interlagos. Il Cume spacca il culo a tutti, vuole sto campionato a 2 gare dalla fine, più 13 Cume su. Vai ragazzi, torsi da brasiliano, si parte in pole position, seconda, pole in carriera. Vai Cume, andiamo a dominare. Attenzione, brutta partenza, brutta partenza. Hamilton è già davanti, cazzo, alla curva do Sol, alla S di Senna, attenzione, bravo Cuba. Si torna in prima posizione. Adesso dobbiamo scappare, ragazzi. Dobbiamo scappare, Rosberg sembra tardato, ma no, è terzo ancora. Io penso che l'ultima gara non ci sia il punteggio doppio, non mi sembra che non ci sia, però non sono sicuro, ragazzi, perché purtroppo la gara dell'anno scorso è stata buggata. Quindi non lo so con certezza assoluta. Dai, fioi. Vincere questa che è una gara favorevole per il Cume, era il Trano. L'avevamo giocata non bene, non so neanche il perché onestamente. A questo punto possiamo fare 2 vittorie e concludere la grande mondiale, vincerla. Dai Cume. Rosberg è terzo, tranquillo. Carburante normale. Sicuramente Hamilton si avvicinerà tanto, Primo giro completato, ne mancano ancora tanti però, Ne mancano troppi, oserei dire. Vai venezianone. Attenzione, siamo contro Gigi Hamilton. Vai come portacela a casa, portacela a casa, portacela a casa. Siamo tesi perché so che Hamilton adesso... Ecco l'errore, ecco l'errore. Siamo vicinissimi, fioi, siamo vicinissimi. Sto guidando un po' male adesso, la tensione chiaramente è alta. La tensione è molto alta all'autodromo di Interlagos. Hamilton fa sorpasso, bel sorpasso di Gigi, gran sorpasso di Gigi. Attenzione, il Cume ci prova, il controsorpasso. Buon controsorpasso. Ora sei al primo posto, difendilo con i denti. Un giro record di Magnussen, fastest lap di Kevin Magnussen, 1.16.058. Appena fatto segnare il miglior tempo della gara. Ancora Hamilton, lotta durissima con Gigi. Lotta durissima con Gigi, ragazzi. Vai Comendon. Hai bisogno di questa vittoria, come? Perché sbaglio così? Che domani non stiamo niente, se non guidiamo bene. Ho fatto una qualifica perfetta, in gara devo fare queste sbavature comendiane. E se Hamilton mi risupera ancora. Ragazzi, dobbiamo andare ai box. Abbiamo Rosberg in seconda posizione. E vediamo. Abbiamo ritardato di un giro. Speriamo di aver fatto la scelta giusta. Adesso vado. Se vinciamo questa, Abbia impostato il motore sulla massima potenza. Sta cercando di... non abbiamo ancora vinto niente, però abbiamo buone chance di vincere il mondiale. Dai, fai calma. Dai, fai calma, relax. Relax puro, relax puro. Ho bisogno di un relax puro, fatto di purezza.
Ok. Fatto un ritiro. Non ho fatto un buon giro proprio adesso che mi serviva. Adesso andiamo a cannone ai box. Vai, 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 vai. Mamma mia. Quanto ho rischiato. Se mi fa cambiare il lettone per sta... No, me lo fa cambiare. Non ci credo. Mi mangio il primo posto. Se mangio il primo posto così mi sparo. No. Grazie, raga. C'è cazzo. E siamo davanti a Nicolotto. Siamo davanti a Nicolotto. Quando rientri in pista. Però forse non sono primo, attenzione. Attenzione, ci giochiamo il primo posto con Daniel Ricciardo. Ok, siamo in first position e Rosberg ancora forse ha perso con la sosta ai box dopo Austin. E quanto godo, libidine pura, libidine pura, libidine purissima, purissima, purissima. Buono, buono, adesso dobbiamo cercare di portare a casa il risultato. Mancano 8 giri, 8 laps remaining, in un inglese perfetto, nel tipico inglese come era. La 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 lo 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 lo. Summertime, ma perché Ricciardo l'è qua? Ta ta ta. Param pa pam, parara. Il cui impazzito. Cazzo, Rosberg è indietro. Fio Rosberg è veramente, veramente indietro. Il Kuma ha l'occasione della vita, la tipica occasione della vita. Attenzione per Ricciardo ed Hamilton, sono veramente vicini, non dobbiamo creare bagarre, perché non deve approfittarne Rosberg. Per piacere, come cerca di fare una gara pulita. Giro Leclerc del Seba, stiamo girando lenti. Giro più veloce della gara. E si crea la solita bagarre dietro. Dai Kuma, sono gare favorevoli questi e tu lo sai benissimo. Ragazzi, c'è stato ancora il ritiro di Hamilton, ancora freni, cazzo. Almeno penso che c'era una fumata da freni. E chi può essere secondo? Sempre Rosberg. Sembra scriptata questa stagione, perché do coglioni. Niente, c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, non si ritira mai il Nicolotto. Nico non si ritira. Il piccolo Nico non si ritira, cazzo. Ci giocheremo tutto nell'ultima gara. Se vinco 16 punti di vantaggio sarebbe un bottino veramente clamoroso. No, di più anzi. Abbiamo Vettel al terzo posto. Carburante elevato. Mancano 2 giri, ragazzi, 2 giri per una vittoria fondamentale. Il prossimo anno veneziano ha firmato per la Mercedes, miglior primo settore assoluto. Dai che vogliamo un gran giro. Le stelle anche qui. E il Kuma, ragazzi, sta per vincere. Attenzione, Vettel supera Rosberg, fa l'ultimo. It's incredible, bravo Vettel. Dai che li rosichiamo punti. Dai che li rosichiamo punti, ti prego Vettel, tieni Bibitaro, tieni. Mamma che casino. Sì. Sì, cazzo, grande vittoria. E Vettel mi regala veramente una cosa. It's incredible, Kuma, it's incredible. Bravo Kuma, bravo. Grandissima vittoria. Pole position e vittoria, fantastica doppietta. Come doppietta?
Perché doppietta? Ah, boh, perché doppietta? Forse per la... Sei ancora in testa nel campionato piloti, sei sempre tu l'uomo da battere. Meno 23 punti, guardando che forse non c'è il punteggio doppio per 2 punti, fino non ho vinto. 323 300. Costruttori, meno 13. Raga, possiamo ancora vincere tutto. Tensione It's indescribable in inglese puro per l'ultima gara. Sarà durissimo. Guardate che bello. Che bello. Ma è diverso dal solito, no? No, sto vaneggiando. Comunque abbiamo vinto, ragazzi. Raga, un saluto dal Comandant Veneziano. Ciao!